Il noto scrittore italo-francese Pascal Schembri, ideatore del premio letterario Scala dei Turchi, ha incontrato a Parigi nei locali dell'Istituto Italiano di Cultura Dacia Maraini, intrattenendosi a conversare con la scrittrice con la quale è avvenuto anche uno scambio di libri. L'occasione è stata data dalla presentazione dell'ultimo libro della scrittrice dal titolo Vita mia. Nel corso della serata la Maraini ha parlato di tanti ricordi della sua vita in terra nipponica durante il secondo conflitto mondiale, racconti di una cronaca vivida, dolorosa, commista a pagine di speranza, di incredulo stupore, attraverso gli occhi di una bambina che ripercorrono i lunghi mesi della prigionia di Dacia e dei Maraini nel campo giapponese, per non dimenticare gli orrori del Novecento, e per celebrare il coraggio, la fedeltà alle idee, il rifiuto del razzismo. È appena il caso di ricordare che i due noti scrittori Schembri e Maraini sono stati insigniti ad Agrigento, in anni diversi, del prestigioso premio Telamone.